Presidente, perché di tanti comuni proprio Sarnano? Perché è un piccolo comune, ha poco più di 3.000 abitanti e lì c'era la scuola dell'infanzia che raccoglieva ben 82 bambini di un'area importante di tante frazioni. Ci sono dei comuni che conosciamo di più ormai attraverso la TV, attraverso interviste, attraverso interventi. C'è anche una parte di quell'Italia che si conosce di meno e il Friuli Venezia Giulia ha deciso di intervenire sulle scuole e questo è molto importante. Abbiamo pensato ai bambini, quindi ad una scuola dell'infanzia, 82 bambini che in questo momento sono nelle tende all'interno di un palazzetto, quindi vogliamo consegnargli il prima possibile la scuola chiave in mano ed è entrata questa scuola nel piano nazionale della ricostruzione. Prima possibile, parliamo di tempi. Quello che ha detto Gentiloni nei giorni scorsi si riferisce anche al fatto di agevolare le procedure per i tempi di ricostruzione. Esatto, la protezione civile sarà soggetto attuatore, però abbiamo bisogno di semplificare tanto perché dobbiamo correre e quindi è importante questo intervento con l'ANAC, l'intervento del governo di semplificazione. Noi siamo pronti, attendiamo l'abbattimento della scuola che deve essere fatto dal Comune di Sarnano che sta già procedendo con l'ordinanza relativa e poi siamo pronti per intervenire, abbiamo già iniziato la progettazione interna della scuola. La scuola costerà 1 milione, siamo a 150.000 euro di raccolta fondi, ci vuole l'aiuto di tutti. Sì, ovviamente interverrà anche la Regione, allocheremo delle risorse che sono quelle che abbiamo anche risparmiato per le attività per i quarantennali che abbiamo sospeso dopo il terremoto del 24 agosto. Ci sono interventi che auspichiamo arriveranno da aziende importanti del Friuli Venezia Giulia, dai cittadini, dalle scuole. Ecco, questo è importante. Abbiamo coinvolto le scuole del Friuli Venezia Giulia, i ragazzi si stanno autotassando e i più piccoli hanno voluto devolvere quello che avevano ricavato dai mercatini di Natale. È una cosa splendida, è veramente tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia che si mette insieme, lo fa anche l'Associazione dei Comuni del Terremoto e della Ricostruzione, l'Ente Friuli nel Mondo e lo fa anche tutta l'ANCI, quindi credo veramente che è un moto di popolo per la ricostruzione.